e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia. Vediamo insieme i principali titoli. Un ragazzino autistico di 11 anni è stato sospeso a Messina perché è accusato di aver toccato una compagnetta. I genitori, pronti a denunciare il caso in procura, i garanti dell'infanzia e della disabilità chiedono la revoca. Non si può infliggere un provvedimento con fine educativo a chi non può comprenderlo. Precipita da impalcatura del Policlinico di Palermo, muore dopo 3 giorni, aveva riportato un'emorragia cranica ed era ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Loredana rinuncia alle cure, il caso di una donna con difficoltà economiche e motori è costretta a dover scegliere se acquistare i medicinali o far mangiare il figlio. A Palermo cresce la paura, 8 persone su 10 non si sentono al sicuro in città, in molti hanno cambiato abitudini dopo i recenti fatti di cronaca. Lo rivela un sondaggio degli studenti del liceo classico Meli su un campione di cittadini. Il ponte viola l'habitat naturale, quanto afferma la Corte dei Conti in una delle motivazioni che bocciano l'infrastruttura sullo stretto. Arrivano le risposte. Catania offensiva alla Polizia Municipale in via Plebiscito, multe per auto senza revisione e assicurazione, scooteristi senza casco, occupazione di suolo pubblico, pubblicità non autorizzata, è solo l'inizio. Assicurano dal comando dei vigili, non ci sono più zone franche. A Ispica una mostra dedicata alle monache speziali siciliane e ai loro saperi di erbe e cura, tra intrugli, ricette, strumenti di laboratorio e documenti d'archivio. Per il calcio, la Serie C, il Catania va a Picerno per conservare la testa della classifica. Il tecnico toscano ribadisce la qualità del suo gruppo nonostante le assenze. Contro Lucani in campo una formazione molto simile a quella che ha sconfitto il Latina. In apertura parliamo di una storia che ha coinvolto un bambino autistico, tocca la compagna di classe e viene sospeso. Questo bimbo ha 11 anni, i genitori pronti a denunciare il caso in procura, garanti dell'infanzia e della disabilità in una lettera chiedono la revoca della sospensione. Non si può infliggere un provvedimento con un fine educativo a chi non può comprenderlo. Sentiamo Roberta Lunghi. Un bimbo di 11 anni, portatore di spettro autistico grave, sospeso per 5 giorni, da una parte, una compagnetta di classe toccata nelle parti intime dal bambino, dall'altra. 2 minori da tutelare, fatto assodato, ma la storia è diventata un caso a Messina, all'Istituto Comprensivo Manzoni, Dina e Clarenza, per la scelta del dirigente scolastico Bonardelli di infliggere a quel piccolo una sospensione con obbligo di frequenza attorniato da un gruppo di sostegno e persino dai genitori che hanno rifiutato. Per il garante dei diritti dell'infanzia del comune di Messina, una cosa incomprensibile. Non è possibile proporzionare e comprendere un provvedimento del genere nei confronti di un ragazzo che non ha la percezione del provvedimento ricevuto. I fatti circa 10 giorni fa, nel racconto telefonico della mamma del bambino, il figlio era steso per terra in classe e la compagnetta per passare ha dovuto attraversarlo. In quel momento il tocco incriminato che a distanza di giorni al netto di responsabilità rimpallate sulle figure di sostegno presenti, la decisione della sospensione giunta dopo giorni per la famiglia è inaccettabile. Andrò alla procura di Messina per denunciare ciò che è accaduto, ci risponde accorata la mamma che si sente umiliata. A me mi dispiace per l'accaduto della bambina, ma io non so cosa dirle, perché non siamo noi genitori responsabili, ma sono responsabili quelli della scuola, perché una volta che mio figlio entra a scuola, la responsabilità del ragazzino sono loro. In una lettera congiunta il garante dell'infanzia Mante e quella dei disabili Tiziana De Maria hanno chiesto la revoca della sospensione. Dal canto suo il direttore scolastico provinciale Zingales comunica di essersi tempestivamente attivato, richiedendo la relazione su quanto accaduto al dirigente scolastico. Il bimbo, che in quella scuola ormai è inserito da 6 anni, oggi era in classe, con il peso di una sospensione che per lui di certo un peso non è. Dopo 3 giorni di agonia è morto l'operaio di 60 anni caduto da una impalcatura mentre lavorava in un cantiere del Policlinico di Palermo. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Sentiamo Simona Mazzone.
Era rimasto gravemente ferito 3 giorni fa, cadendo da un'impalcatura al 3° piano in un cantiere edile del Policlinico di Palermo, ma l'emorragia cranica che aveva riportato non ha lasciato scampo a Giuseppe Salvatore La Rosa, operaio di 60 anni, originario di Belmonte Mezzagno. La Rosa era ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Sull'accaduto indagano i carabinieri e tecnici dello Spresal dell'azienda sanitaria provinciale di Palermo. Il comune di Belmonte Mezzagno ha proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali. Si tratta dell'ennesimo incidente sul lavoro dai contorni poco chiari. Saranno infatti le indagini a determinare cosa sia successo lunedì scorso, quando La Rosa è precipitato da un'altezza di circa 10 metri. I familiari dell'uomo hanno sperato fino alla fine, ma le profonde lesioni riportate nella caduta non hanno lasciato scampo all'operaio. La direzione del Policlinico di Palermo, si legge in una nota, alla luce del grave incidente avvenuto proprio in un cantiere dell'ospedale, esprimendo cordoglio ai familiari, conferma la piena collaborazione con le autorità competenti per l'accertamento delle dinamiche dell'accaduto. I carabinieri intanto stanno ascoltando i numerosi testimoni tra colleghi dell'uomo e addetti ai lavori. Adesso la storia di Loredana, che vive a Palermo con il figlio di 11 anni, lavori saltuari, va avanti con i sussidi, deambula male e spesso non riesce a comprare i farmaci per alleviare i dolori. L'ha incontrata Marco Gullà. Io ho dovuto rinunciare a dei farmaci per comprare i vestiti a mio figlio, comprare... Sarebbe Aldo Ercolano, nipote dello storico boss mafioso Benedetto Santapaola e suo alter ego dopo il suo arresto, il mandante del duplice omicidio degli imprenditori Alessandro Rovetta e Francesco Vecchio, uccisi nell'ottobre del 90 nel sito delle acciaierie Megara di Catania dalla mafia per il rifiuto di cedere alle richieste di Pizzo. È la tesi della Procura Generale del capoluogo etneo, che ha chiesto il rinvio a giudizio dello storico capomafia etneo attualmente detenuto nel carcere di Oristano. Andiamo a Palermo, dove si conferma una città insicura. Emerge questo allarme da un sondaggio effettuato dagli studenti di un liceo della città nell'ambito di un progetto su giornalismo e informazione del Ministero dell'Istruzione con il tutoraggio del Sindacato della Stampa Parlamentare Siciliana. Sentiamo Simona Mazzone. 8 persone su 10 non si sentono al sicuro in città. In molti hanno cambiato le abitudini dopo i recenti fatti di cronaca e cresce il numero dei giovani che va in giro con strumenti di autoprotezione. A Palermo è allarme sociale, secondo un sondaggio effettuato su un campione di un centinaio di cittadini dagli studenti del liceo classico Meli nell'ambito di un progetto su giornalismo e informazione. I ragazzi hanno interrogato coetanei e adulti, ponendo alcune domande dopo gli ultimi episodi che hanno sconvolto l'opinione pubblica, come l'omicidio in centro città di Paolo Taormina e la strage di Monreale con 3 giovani assassinati. Il dato più evidente è che oltre il 72% degli intervistati ha ammesso di aver modificato le proprie abitudini quotidiane. C'è chi preferisce non andare in giro la sera, chi evita determinate zone, chi rinuncia ai mezzi pubblici dopo il tramonto e chi sceglie percorsi alternativi. Come se la paura avesse preso il sopravvento sulle loro vite. I cittadini sentono che si stanno privando del loro diritto di vivere tranquillamente nella propria città, un fenomeno che coinvolge i giovani ma anche le loro famiglie. Tra l'altro i loro genitori sono preoccupati, vivono con ansia e c'è anche chi la notte lascia il proprio telefono attivo nella paura di una brutta chiamata da parte dei figli. I ragazzi sono spaventati dai loro stessi coetanei. Palermo è bella ma ferita la loro amara riflessione. Pubblicate dalla Corte dei Conti le motivazioni dello stop al Ponte sullo Stretto. Sono 3 i motivi essenziali per i quali i magistrati contabili hanno rigettato la registrazione della delibera del CIPES. Sentiamoli in questo servizio di Manlio Viola. Il ponte sullo Stretto non si deve fare e adesso la Corte dei Conti dice anche perché. Sono state trasmesse le motivazioni della prima di 2 bocciature pronunciate dai magistrati contabili, quella del 29 ottobre. Sono 3 i motivi posti dalla Corte. Secondo i magistrati la delibera violerebbe la normativa europea sulla tutela dell'habitat naturale dello Stretto. Il primo tema dunque di natura ambientale. La delibera Airopi, che lo rende una priorità nazionale, non supererebbe questo problema come credeva il governo per carenza di istruttoria. Il secondo punto
riguarda le modifiche al rapporto contrattuale fra governo e società Stretto di Messina. Il terzo punto sarebbe la mancanza del parere dell'autorità di regolazione dei trasporti sul piano delle tariffe, che stanno alla base del piano economico-finanziario che sostiene l'opera. Tutti elementi tecnici dunque che adesso la società Stretto di Messina e i tecnici del Ministero analizzeranno nel dettaglio. Intanto arriva anche uno studio della CGIL Calabra, fatto proprio dal sindacato a livello nazionale, secondo il quale il ponte sarebbe dannoso per il lavoro. Si perderebbe un traffico merci di 20 o 30.000 containers alla settimana, le navi da crociera non passerebbero più per lo stretto e si rischiano i posti dei lavoratori dei traghetti dello stretto. Obiezioni che puntano a far restare il Sud Italia nel Medioevo, secondo la Lega, che poi affida al senatore Germanà, segretario del partito in Sicilia, la considerazione finale. La CGIL dice manca di rispetto ai lavoratori, ben sapendo che la riprotezione dei marittimi è prevista dal piano e che le altre obiezioni sono già state superate. Per tutti parlano le 15.000 candidature per lavorare all'infrastruttura. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prende atto delle motivazioni della Corte dei Conti. Continua l'iter per la realizzazione del collegamento tra Calabria e Sicilia, anche alla luce della positiva collaborazione con la Commissione europea. Tecnici e giuristi sono già al lavoro per superare tutti i rilievi e dare finalmente all'Italia un ponte unico al mondo per sicurezza, sostenibilità, modernità e utilità. Così una nota del MIT, e in merito arriva anche una nota di Palazzo Chigi che dice c'è un ampio margine di chiarimento sul ponte. Le motivazioni della deliberazione della Corte dei Conti appunto sul ponte saranno oggetto di attento approfondimento da parte del Governo, in particolare delle amministrazioni coinvolte, che da subito sono state impegnate a verificare gli aspetti ancora in dubbio. Andiamo a Siracusa. Un 46enne con precedenti penali dà fuoco alla casa dello zio. Prima gli aveva rubato il bancomat e, non riuscendo a prelevare denaro, lo ha anche aggredito. L'uomo è stato fermato dalla squadra mobile. Aloi. Di notte è successo questo piccolo danno, insomma, diciamo così, però ci siamo svegliati in tempo e fortunatamente siamo riusciti a uscire da casa anche con l'aiuto dei vigili del fuoco, insomma. Eccoli i segni dell'incendio che nella notte tra domenica e lunedì ha fatto scoppiare il panico. Siamo in via Lombardia, zona Cappuccini, a Siracusa. Abbiamo visto quelli che abitano al piano di sopra, poverini, che erano sul balcone col bambino di 2 anni in braccio, stavano soffocando dal fumo nero che c'era e dalle fiamme. Un'intera palazzina evacuata per le fiamme appiccate da un 46enne già noto alla giustizia, nell'abitazione dello zio. Voleva dei soldi e per questo, secondo chi indaga, prima lo ha colpito alla testa, poi lo ha portato con sé per prelevare all'ATM, ma non essendoci riuscito lo ha rinchiuso a casa del padre, per poi tornare in via Lombardia ed appiccare l'incendio. Stiamo ricostruendo sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Siracusa il movente che ha spinto l'uomo a chiedere appunto questa cifra allo zio. La sua fuga però è durata 2 giorni, finita in una villetta in zona Serramendola. Quando ci ha visto che ormai era braccato, fino all'ultimo ha tentato di scappare, anche con il rischio che potesse farsi male, perché l'abbiamo trovato su un balcone e stava appunto cercando di scavalcarlo. Per lo zio 62enne i medici hanno dato una prognosi di 2 settimane. A Catania l'offensiva della polizia municipale in via Plebiscito. Il vicecomandante Blasco dice solo l'inizio, non ci saranno più zone franche. Vediamo cosa è successo con Tonino De Mana. Ore 8:30 scatta l'offensiva, non un'operazione qualsiasi, perché in via Plebiscito a Catania non si era mai visto un tale spiegamento di forze. Necessario e più volte invocato per riportare ordine e legalità in una zona franca, quella cioè dove si poteva fare tutto. Questa volta no. Una ventina di agenti della Polizia Municipale hanno effettuato un max intervento elevando una quarantina di verbali per disparate motivazioni. Dalle auto senza revisione o sprovvisti di assicurazione ai mezzi sui marciapiedi, dagli scooteristi senza casco all'occupazione di suolo pubblico e pubblicità non autorizzata. È solo l'inizio, garantisce il vicecomandante della Polizia Municipale Blasco. È l'inizio di un nuovo corso in cui la Polizia Municipale dovrà farsi sentire su tutto il territorio e non come viene spesso rappresentato
presentato falsamente sul territorio del centro della città. Elevate tante multe per il mancato utilizzo del casco, una pessima abitudine che a volte intasa persino gli ospedali. Sono ripercussioni che riguardano la sicurezza di tutti. Mi dispiace anche dirlo, quando qualcuno che non usa il casco ha un incidente va a occupare un posto in neurochirurgia per qualcuno che potrebbe averne veramente bisogno e magari ha avuto la disgrazia di avere un ictus. A questa cosa non si ci pensa, però questi sono i costi sociali del mancato uso del casco. Tira un sospiro di sollievo questa commerciante che osserva quasi stupita l'operazione della polizia municipale. La via Plebiscito è a sé, una strada a sé, ognuno fa quello che vuole, invece un po' di ordine, speriamo che duri, che non sia una cosa saltuaria. Marciapiede libero e senza ostacoli, pedoni che percorrono senza zig-zag la strada, controlli a tappeto. Sì, è proprio via Plebiscito, a Catania. Crisi idriche fuori stagione. 6 comuni dell'Agrigentino restano senza acqua per lavori sull'acquedotto Fanaco Madonie Ovest a Castelvetrano nel Trapanese. Le paratie della diga Trinità sono state aperte disperdendo acqua preziosa per l'agricoltura. Davide Sardo. Rubinetti a secco di nuovo nell'Agrigentino per i lavori alla condotta dell'acquedotto Fanaco Madonie Ovest. Restano così senza acqua 6 comuni: Canicattì, Casteltermini, Favara, Aragona, San Giovanni Gemini e Ravanusa. La situazione è resa ancora più pesante perché non c'è una data per il ripristino. Non va meglio ad Agrigento, dove si continua a soffrire per la condotta Colabrodo, con turni per l'erogazione dell'acqua si patiscono anche 5 giorni. Intanto ieri è arrivato l'intervento da 20 milioni di euro della Regione. Il presidente Renato Schifani ha incontrato i vertici di AICA per affrontare il nodo dei debiti verso Sicilia Acque e il rischio di nuove interruzioni e garantire continuità al servizio. Altro nodo riguarda i comuni morosi, che dovranno attivare un piano di rientro. E anche qui AICA, che non riscuote i soldi di 4 sindaci importanti per un totale di debito di 8 milioni di euro. Cosa intende fare per evitare che anche qui ci sono i furbi, come alcuni sindaci che non pagano l'acqua che prendono per la propria collettività? E la crisi idrica non risparmia neanche il Trapanese. Coldiretti Sicilia denuncia anche ieri a Castelvetrano le paratie della diga Trinità sono state aperte disperdendo acqua preziosa per l'agricoltura. Proprio come ad Agrigento manca un sistema efficiente. Coldiretti chiede di creare reti di raccolta per far arrivare l'acqua dove serve e fermare gli sprechi. Via l'erogazione dei contributi per i rifiuti ai comuni dell'isola da parte dell'assessorato regionale all'energia. 25 milioni di euro assegnati per fronteggiare gli extracosti sostenuti, mentre altri 20 milioni vengono invece ripartiti tra gli enti locali che hanno raggiunto il 60% di raccolta differenziata. Adesso cambiamo argomento e parliamo delle monache speziali siciliane e i loro saperi di erbe e cura. A Ispica una mostra a loro dedicata tra intrugli, ricette, strumenti di laboratorio e documenti d'archivio. È andata per noi Veronica Barbarino. Venivano chiamate scienziate di clausura. Erano le monache siciliane che tra Medioevo ed età moderna, nel silenzio dei chiostri e lontano dai centri ufficiali di studio, scoprirono un sapere medico-farmaceutico e naturalistico. Lo racconta la mostra inaugurata a Ispica sulle monache speziali e i loro saperi di erbe e cura. Studiavano le erbe, raccoglievano, le essiccavano e con loro preparavano preparati di vario genere, unguenti, cataplasmi, medicine, che poi venivano offerte alle consorelle, ma anche alle persone che abitavano nei dintorni del convento. In un periodo in cui alle donne era permesso ben poco e spesso veniva obbligato il convento, lo studio della spezieria dava loro la libertà. Attraverso manoscritti, erbari, ricette, strumenti di laboratorio e documenti d'archivio, l'esposizione racconta le loro scoperte sull'uso delle erbe contro i malanni. La salvia è una delle piante che nei monasteri era molto utilizzata, anche perché la salvia, sempre per magia omeopatico-simpatica, aveva la forma della rugosità della nostra lingua, quindi veniva molto utilizzata per l'apparato boccale. Assieme per esempio alla ruta poi veniva mischiata anche contro i dolori reumatici. L'acqua di rose è un altro degli intrugli che facevano nei monasteri, era usata
sia come acqua depurativa della pelle, ma anche come picata. La picata erano rose praticamente immerse nel grasso animale. La conoscenza quindi le ha rese libere, nonostante i confini severi e impenetrabili dei conventi di clausura. Andiamo a Messina adesso, dove è stata conferita la laurea magistrale honoris causa in giurisprudenza all'attrice Paola Cortellesi. Oggi intitolato il cortile del rettorato a Loredana 40 e Sara Campanelle, vittime entrambe di femminicidio. Francesco Triolo. Un dolore che non sarà mai cancellato, un dolore scolpito in quelle due frasi di Lorena 40 e di Sara Campanella, che da oggi sono nel giardino del cortile del rettorato dell'Università di Messina, due studentesse che a distanza di 5 anni hanno visto spezzata la propria vita dalla furia di una mano omicida. Le lacrime dei genitori hanno raccontato lo strazio che vivono ancora. Diventa un momento di memoria affinché anche tra molti anni nuovi studenti possano sapere. La commozione durante l'intitolazione è anche di Paola Cortellesi, che aveva appena ricevuto la laurea honoris causa in giurisprudenza in una giornata che l'università ha voluto dedicare alla lotta contro le prevaricazioni, contro la violenza e per i diritti delle donne. Con C'è ancora domani desideravo compiere un viaggio nel passato perché risuonasse nel nostro presente, perché fosse chiaro come, nonostante gli evidenti progressi in termini di tutele e diritti, le dinamiche che caratterizzano un rapporto di coppia che ora definiamo tossico non siano cambiate. Un film, ha aggiunto la Cortellesi, dedicato a tutte le donne che stanno cercando il proprio spazio e il proprio valore, ai ragazzi e alle ragazze che impareranno a difendere ciò che è giusto. Ci fermiamo adesso per una pausa, torniamo tra poco con lo sport. Ritorniamo in studio con lo sport. Il Catania, dopo il successo con il Latina e la vetta riconquistata, vuole confermarsi a Picerno. Sabato la partita, oggi la conferenza stampa di Toscano che ci racconta Marco Carli. Dare seguito alla vittoria con il Latina, nonostante gli infortuni, nonostante la gravità di ciò che è successo a Cicerelli, messo fuori causa dall'intervento di un avversario. La società richiama alla compattezza e fa valere le proprie ragioni nelle sedi opportune. Il Catania c'è e confida su tutti i suoi elementi, come hanno dimostrato per esempio Allegretto e Jimenez nel match con i laziali. Sabato è il turno del Picerno in trasferta. I rossazzurri, lontano dal Massimino, hanno raccolto meno, qualche volta abbassando il tenore delle prestazioni, come a Casarano o a Cosenza. Toscano fa quadrato, il Catania è lì, in testa alla classifica e vuole restarci. Noi non dobbiamo entrare di nuovo nel campo di partite che noi abbiamo affrontato con un livello più basso del nostro solito livello, che sia Casarano, che sia Cosenza, che sia Cerignola, ci hanno dovuto insegnare qualcosa. Il 90% non basta della nostra prestazione, sotto tutti i punti di vista, devi fare il 100%. La formazione post-infortunio di Cicerelli ha dato garanzie contro il Latina, ma Toscano confida sul ritorno di Quaini. Quest'ultimo potrebbe giocarsi il posto con Allegretto, mentre dovrebbero essere confermati Corbari, Jimenez e Forte. Cosa che ho detto oggi ai ragazzi, che per sopperire a questi calciatori chi è a disposizione deve fare qualcosa in più per riempire quel vuoto. Domenica pomeriggio in campo Siracusa e Trapani, in trasferta gli aretusei, che sembra abbiano ormai superato il periodo peggiore, mentre i Granata rischiano ancora una nuova penalizzazione, come ci racconta Francesco Triolo. Un clima decisamente più sereno, la voglia di continuare a muovere la classifica, il bagaglio che il Siracusa si porterà sull'aereo per la Lombardia è fatto di motivazione ed entusiasmo. Domenica contro l'Atalanta Under 23 la squadra allenata da Marco Turati vuole continuare lungo la striscia dei risultati positivi dell'ultimo periodo. Il tecnico può contare su tutti i giocatori, non c'è alcun squalificato e la buona notizia è anche quella che Alma ha ripreso ad allenarsi con la squadra e seguirà quindi il processo di avvicinamento al rientro in campo dopo l'operazione al crociato. La formazione dovrebbe essere la stessa della gara contro l'Altamura, con il ballottaggio Parigini-Valente che già nell'ultima gara è partito dalla panchina per un problema alla spalla, e un altro ballottaggio può essere quello tra Guadagni e Di Paola.
A Trapani invece la partita contro il Monopoli può essere uno spartiacque, c'è sempre l'attesa per la sentenza del Tribunale Nazionale Federale che dovrà decidere sulla seconda penalizzazione per i Granata, con il rischio che possa essere anche pesante. Potrebbe arrivare già dopo la partita contro il Monopoli. Proprio per questo Aronica deve sfruttare il turno casalingo per fare punti. C'è Celeghin squalificato in difesa, si spera di recuperare Stramaccioni che ha saltato l'ultima gara per un problema muscolare. Probabile l'impiego di qualche giovane come la sorsa già dall'inizio del difensore Motok e dell'attaccante classe 2008 Kevin Moye. Ancora una pausa, torniamo tra pochissimo. Ritorniamo in studio. Prima di chiudere, ancora una nota che arriva a seguito della decisione della Corte dei Conti, delle motivazioni, appunto della nota sulle motivazioni. Arrivano le repliche che vi abbiamo fatto sentire prima. Adesso c'è quella di Ciucci, ha avviato un attento esame della motivazione della Corte dei Conti sul ponte. Abbiamo ricevuto e stiamo esaminando in queste ore le motivazioni appunto della Corte dei Conti sul provvedimento di ricusazione del visto della delibera del CIPES dello scorso agosto, che ha approvato il progetto definitivo del ponte sullo Stretto di Messina. Così l'amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci: siamo fiduciosi di poter individuare le opportune iniziative conseguenti alle motivazioni appunto della Corte dei Conti. Ovviamente questa notizia continuerà a far discutere e a far uscire ulteriori le repliche. Con questo è tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi. Da parte mia, dei tecnici della regia, un buon proseguimento di serata. Arrivederci.